Dall'Emilia-Romagna a Padova per rubare nelle abitazioni. La polizia ha fermato 2 predoni albanesi, entrambi pregiudicati, grazie alla segnalazione di alcuni residenti che in quartiere Palestro avevano notato un'auto sospetta. Da qui è partita l'attività investigativa della polizia, che si è messa sulle tracce dell'auto notando come fosse stata presente nelle ore serali in diversi quartieri del centro cittadino. Gli uomini della questura hanno quindi iniziato a pedinare l'auto intestata a uno dei 2 albanesi residente a Reggio Emilia, notando che i 2, dopo averla parcheggiata, si erano allontanati per tornare verso il veicolo velocemente e con vestiti diversi. Saliti in macchina, si sono diretti precipitosamente verso l'autostrada di Padova Sud. A quel punto i poliziotti li hanno fermati prima che imboccassero il casello. In auto hanno trovato i vestiti con cui si erano cambiati e ben nascosti gli arnesi da scasso, oltre a numerosi monili e oggetti preziosi, la cui provenienza i 2 non sapevano giustificare. La polizia ha quindi perquisito anche l'abitazione dell'uomo a Reggio Emilia, dove venivano trovati altri oggetti preziosi, tra cui molti orologi. I 2 albanesi sono stati portati alla casa circondariale. I monili e i preziosi ritrovati saranno restituiti ai legittimi proprietari.